Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Contro il caro voli serve una mobilitazione sociale e politica. Il presidente della regione Schifani tuona dopo la decisione dell'antitrust che nega l'esistenza di un cartello sui prezzi tra le compagnie aeree. Cateno De Luca prova a ricompattare le opposizioni al governo Schifani per la creazione di un fronte progressista alle prossime elezioni regionali. Il leader di Sud Chiama Nord punta alla presidenza. Sospeso in via cautelativa il professore dell'Istituto Tecnico IACI di Messina, già indagato con l'accusa di avere avuto incontri sessuali con 2 studenti minorenni, da chiarire il sistema di adescamento probabilmente avvenuto via chat. Il maltempo non scoraggia cittadini e turisti pronti a vivere le tante iniziative dell'isola per le feste. Lunga fila a Catania per il villaggio di Natale alle Ciminiere. Intanto il sindaco Trantino si improvvisa vigile urbano. Messina si illumina grazie ai mercatini e ai tanti alberi addobbati nelle piazze storiche. All'ospedale Ingressia di Palermo un nuovo sistema robotico per le protesi ortopediche permetterà ai pazienti di evitare i viaggi della speranza. Il sistema MACO, in dotazione in Italia solo a 18 strutture tutte al nord, è il primo in Sicilia. È il giorno del derby Messina-Catania. Questa sera al Franco Scoglio i rossazzurri, senza tifosi al seguito, puntano a riprendere a correre dopo il pari interno con la Virtus. Per il Messina in caduta libera è l'occasione del riscatto. Vigilia di campionato per il Palermo, domani giocherà al Tardini contro la capolista Parma. Corini cerca risposte dalla squadra scivolata all'8° posto in classifica. Ancora ben trovati, la speculazione esiste anche se l'antitrust non è riuscita a trovarne le prove. Ne è convinto il governatore Renato Schifani, che chiama tutti a una mobilitazione politica e sociale contro il caro voli e annuncia anche un ricorso alla Commissione europea. Manlio Viola. L'antitrust chiude l'indagine sugli esposti della regione siciliana e dei consumatori che ipotizzano un cartello fra le compagnie per far lievitare i prezzi dei voli da e per la Sicilia, ma il presidente della regione Renato Schifani non ci sta. Ci sono fenomeni speculativi, conferma, che non sono stati chiariti dall'antitrust che ha respinto il nostro ricorso, ma confidiamo nei nuovi poteri che il decreto Urso ha dato alla stessa autorità per intervenire sull'algoritmo. Ci sono prezzi fuori controllo, dice ancora il governatore, da parte di alcuni speculatori. Il Palermo-Roma dovrebbe costare non più di 200-250 euro. La nostra politica regionale sta facendo il massimo perché il danno sia contenuto, aggiunge, ricordando gli sconti dal 25 al 50% che la regione pratica ai residenti attraverso una piattaforma online dal 4 dicembre, ma tutto questo, conferma, non basta. Contro il caro voli, aggiunge, serve una mobilitazione sociale e politica. Solo facendo squadra si può combattere questo vero e proprio scandalo. Credo sia giunto il momento di alzare la voce, rispettiamo la decisione dell'antitrust ma non la condividiamo. Ci siamo anche rivolti alla Commissione europea che ha aperto un dossier sulla vicenda, conclude. Silenzio al momento invece da parte dei consumatori che attendono l'esito della seconda indagine dell'antitrust e si dicono però nel frattempo disponibili a collaborare con le istituzioni alla ricerca di altre soluzioni, giudicando insufficienti gli sconti regionali. Cateno De Luca prova a ricompattare le opposizioni al governo Schifani con l'obiettivo di diventare il leader del fronte progressista alle prossime elezioni regionali. Sentiamo Luca Ciliberti. Tutto parte da questa foto postata dalla ex Iena Ismaele Lavardera sui social. Le opposizioni compatte PD, Movimento 5 Stelle, Sud Chiama Nord e Misto pronte a battere Schifani, scrive il vicepresidente della Commissione regionale antimafia. Tutti insieme pronti forse per brindare un grande patto. Tra loro anche Gianfranco Miccichè, l'ex coordinatore di Forza Italia, defenestrato proprio da Schifani e transitato al gruppo misto. Al gruppone, per dirla in termini ciclistici, manca il leader della corsa, un nome che raccolga il consenso trasversale e che possa dare forma alla sostanza delle idee. Ed ecco che poco dopo la pubblicazione della foto arrivano le parole di Cateno De Luca, che da Roma prepara le europee, ma che guarda già alle regionali del 2027 in Sicilia come punto di arrivo. Si sta lavorando ad un'area alternativa a questo centrodestra, scrive Cateno, che vede la mia persona come punto di riferimento e porta anche alla costruzione di un movimento meridionalista all'interno del centrosinistra. De Luca è eccentrico, ma ha certamente ben chiaro il percorso. Alle ultime regionali la sua corsa in solitaria ha raccolto il 26% dei consensi, con una coalizione di partiti alle spalle, sa che quella soglia potrebbe schizzare a percentuali difficilmente programmabili.
Dal canto loro, PD e Movimento 5 Stelle sono privi di candidati forti. I Dem in Sicilia fanno ancora riferimento solo al segretario regionale Anthony Barbagallo, oggi parlamentare alla Camera e main sponsor della segretaria Elly Schlein. I 5 Stelle invece faticano a riprendere quota. Il coordinatore Nuccio Di Paola e gli altri deputati regionali non sembrano avere nell'elettorato esterno al movimento lo stesso appeal e la stessa notorietà dei fuoriusciti Cancelleri e Gerrusso. Un collante come De Luca potrebbe ridare vitalità anche a loro. Ed ecco che in quest'ottica la partita delle europee diventa interessante per pesare l'umore dell'elettorato nei confronti della maggioranza. Da lì le opposizioni ripartiranno per costruire una proposta alternativa. Se concateno De Luca o meno si saprà solo il 9 giugno. Nel frattempo resta la foto segnante di una tavolata compatta nelle fasi calde della finanziaria regionale. Era stato sospeso il docente dello IACI di Messina, indagato per aver abusato di alcuni ragazzi dopo averli contattati in chat. Le indagini comunque sono in corso nel massimo riservo. Francesco Triolo. È stato sospeso in via cautelativa il docente della scuola superiore IACI di Messina, indagato per aver abusato di 2 studenti minorenni. La decisione è stata presa dall'ufficio scolastico provinciale dopo l'apertura di una doppia inchiesta da parte della procura e del Tribunale dei minorenni di Messina sulla vicenda che avrebbe coinvolto il professore. L'indagine è seguita direttamente dal procuratore facente funzioni Rosa Raff e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano ed è affidata ai carabinieri, che hanno raccolto le denunce degli studenti e dei loro genitori, ma mantengono il massimo riservo sulle indagini, anche se avrebbero già ascoltato alcuni dei ragazzi come persone informate sui fatti con il supporto di assistenti sociali e psicologi. Il docente, 35enne, avrebbe pubblicato annunci espliciti su delle chat per avere dei contatti con i ragazzi. A quanto sembra, l'uomo avrebbe avuto anche incontri nella sua casa con alcuni degli alunni e che avrebbe anche pagato i ragazzi per le prestazioni sessuali. Gli investigatori stanno approfondendo tutti gli aspetti di questa storia, per esempio come il professore avrebbe adescato gli alunni o i ragazzi che poi avrebbero acconsentito ad avere rapporti sessuali con lui anche a casa sua e se ci sia stato una sorta di ricatto da parte del docente verso i minori per sottostare alle sue richieste. Tu sei donna e devi solo stare a casa a pulire e cucinare. L'offesa ripetuta alla compagna 19enne da un giovane di 25 anni di Palma di Montechiaro che è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Agrigento per maltrattamenti e sequestro. La vittima è stata vessata, picchiata e segregata anche durante il periodo di gravidanza. I carabinieri hanno sequestrato il cantiere di una villetta abusiva in costruzione ad Aci Bonaccorsi, siamo nel Catanese. L'area con 3 operai in nero era gestita da un mafioso pregiudicato sorpreso in possesso delle chiavi d'accesso della villa. L'uomo, già arrestato in passato dai carabinieri in quanto considerato esponente di spicco del clan Laudani, aveva subito il sequestro di diversi altri immobili per un valore di 2 milioni di euro. Voltiamo pagina. A Catania il maltempo non ferma turisti e cittadini che questa mattina hanno scelto di visitare il centro della città. Le ciminiere tutti in fila per il villaggio di Natale, dove è stata anche allestita la ruota panoramica. È andata per noi Emanuela Corsi. Passeggiate culturali, sagre, visite nei centri storici, mercatini di Natale. Le città siciliane sono ormai addobbate a festa e durante il Ponte dell'Immacolata sono tante le iniziative per cittadini e turisti. A Catania tutti in fila per visitare il Christmas Town, il villaggio natalizio inaugurato ieri alle Ciminiere che richiama visitatori da tutta l'isola. Venendo da Palermo per Catania, secondo me Neanche il maltempo vi ha fermati. Perché, scusa, in Svezia non camminano con questo tempo? Hai portato i bambini? Sì, 1, 2, 3 e 4. Tutti tuoi? Sì. Veniamo da Cassibile, che è una frazione di Siracusa, abbiamo organizzato un pullman, 2 pullman, 110 persone. 110? Sì. Una delle principali attrazioni è la ruota panoramica con vista mare ed Etna, ferma però a causa del maltempo. Ci incuriosisce, però oggi con questo tempo non credo sia possibile fare qualche giretto, però molto, molto carina. La pioggia e il vento di oggi non hanno scoraggiato i cittadini, ma soprattutto i tanti turisti che sono presenti in città. Noi da Trani, Puglia, facciamo anche un giro per Catania. Com'è? Bella, vabbè, c'ero già stato, però è molto bella. Brescia. Ah, è la prima volta a Catania? Sì, prima volta. Bella. Il tempo non... No, il tempo no, abbiamo portato sfortuna. Visitiamo la bella città, quindi tutto quello che ci offre. Domani invece saremo su a Taormina. Ok, da dove venite? Da Biella. Ieri siamo state in centro Catania, qui,
e poi siamo andate sul lungomare. Veniamo da tutte le parti d'Europa, diciamo. Io sono romana, lui è greco, bulgaro. Ad attrarre i tanti turisti non solo le bellezze della città, ma anche il cibo siciliano. Well, I love pizza and pasta, so. E gli arancini, non ho ancora mangiato i cannoli. Tra cannoli e arancini c'è spazio anche a dicembre per una buona granita, accompagnata dalla brioche rigorosamente con il tuppo. Siamo abitué sia di Granite che di Catania. Il sindaco di Catania intanto si è improvvisato, è accaduto ieri sera, vigile urbano in una via Etnea davvero affollatissima. Le immagini postate sui social hanno subito fatto il giro del web. Il servizio. 8 dicembre a Catania l'atmosfera natalizia si fa sentire. Il centro storico è affollatissimo, la via Etnea è un fiume di gente e in un pomeriggio tra shopping e passeggiate può capitare di vedere di tutto. Anche il sindaco Enrico Trantino e l'assessore alle attività produttive Giuseppe Gelsomino che si improvvisano vigili urbani e dirigono il traffico veicolare e pedonale ai quattro canti, l'incrocio tra via Etnea e via di San Giuliano. Il tutto tra gli occhi increduli e divertiti della gente che nel frattempo prendeva d'assalto i mercatini di Natale e i negozi. Il video è diventato virale sui social scatenando commenti di ogni genere, in tanti quelli che hanno apprezzato, molti coloro che lasciano trapelare grande stupore, perché è singolare vedere il sindaco di una grande città metropolitana scendere in strada, seppur in un momento di eccezionale afflusso di gente, e con grande naturalezza sostituirsi al lavoro della polizia municipale, che per la cronaca è arrivata poco dopo. A meno che Trantino non pensi di mettersi in pianta stabile a dirigere auto e pedoni, potrebbe essere questa l'occasione per ripensare a un nuovo piano di viabilità della zona, soprattutto in periodi di grande afflusso come questo del Natale. Una Messina mai vista così bella, è stato il commento di tanti ieri sera proprio nella città dello Stretto dopo l'accensione di tanti alberi natalizi in piazze storiche, luoghi riscoperti. Ci sono anche molti mercatini, il servizio lo vediamo anche con le belle immagini di Francesco Triolo. L'atmosfera del Natale, diffusa in tutta la città, una Messina che non sembra Messina, il commento di tutti per una grande festa che ha illuminato le piazze più importanti, regalando un percorso di luce, colori, di gusto e sapori natalizi. Messina si illumina dei suoi alberi di Natale, 6 accesi ieri sera dal sindaco e dalla sua giunta, con un percorso a piedi tra un brindisi ed un altro e con tante persone, famiglie, bambini ed un'atmosfera unica, quella del Natale. C'era tantissima gente e continua a esserci tantissima gente che sta prendendo in giro con noi e mi fa piacere perché vuol dire che c'è la voglia di riscoprire insieme. Abbiamo fatto il passaggio in via Cicerone con la scritta illuminata che è una novità, l'albero di Cesare Battisti con l'incrocio autopatonizzato di fronte all'Università del Tribunale che è un'altra novità. Da Piazza Municipio a Piazza Cairoli, luoghi simbolo dell'aggregazione in città, ma soprattutto la scommessa vinta di chi è riuscito a recuperare e far riscoprire a tanti messinesi e non luoghi quasi dimenticati, con un comune denominatore, il riappropriarsi di alcuni spazi. Via Laudamo accanto al Teatro Vittorio Emanuele col mercatino e il grande albero acceso, la piazza di fronte all'università con l'albero per la prima volta acceso con luminarie pur essendo lì da 80 anni, Piazza Losardo dove negli ultimi mesi è stata portata a termine un'importante azione di riqualificazione, un colpo d'occhio ovunque tra mercatini di Natale, luce e voglia di socialità. È una Messina che non sembra Messina. Bene, adesso ci fermiamo, rientriamo tra poco e vi mostreremo un robot ortopedico. Seconda parte di Sicilia 24, basta ai viaggi della speranza, almeno per quanto riguarda il settore delle delicate operazioni ortopediche che riguardano le protesi, perché all'ospedale Ingrassia è arrivato un nuovo sistema di robot che permetterà a tantissimi pazienti di non dover più viaggiare verso gli ospedali del nord. Marco Gullà. Una piattaforma robotica ad alta tecnologia per la chirurgia protesica da alcuni giorni è in dotazione all'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Ingrassia di Palermo. Il sistema MACO, in dotazione in Italia solo a 18 strutture
tutti al nord, è il primo in Sicilia ed è utilizzato per gli interventi di protesi totale di ginocchio, protesi monocompartimentale di ginocchio e protesi totale d'anca, e si compone di un braccio robotico, un modulo di visione e un modulo guida. Il braccio robotico praticamente permette di riprodurre sul paziente ciò che il chirurgo ha pianificato con estrema precisione sul software. Questa piattaforma robotica introduce il nostro territorio nella cosiddetta sanità 4.0, cioè la digitalizzazione organica del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questa piattaforma robotica permette, interagendo con il chirurgo ortopedico, un'esecuzione dell'intervento di protesi di ginocchio totale e parziale, di anca, e nel 2024 con l'arrivo del software anche della spalla, in una maniera e in una precisione che siamo al 99%, 0,1% di errore. Basta viaggi della speranza, questa nuova tecnologia permetterà a molti siciliani di essere operati direttamente all'ospedale in Grassia. Da assessore devo dire soddisfazione, da ex direttore sanitario di questo presidio è davvero emozionante, e anche in una realtà strutturale che risale agli anni 30 facciamo invece e abbiamo avuto la possibilità di realizzare, grazie all'impegno degli operatori, della direzione dell'azienda sanitaria, una tecnologia avanzatissima che addirittura, come abbiamo sentito, potrà costituire una mobilità attiva, nel senso che attrarrà pazienti da altre regioni dove ancora tutto questo non è possibile. Aperta ad Agrigento un nuovo polo culturale dedicato all'arte contemporanea in vista di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Inaugurata per l'occasione una mostra che racconta anche il fenomeno della migrazione in trame mediterranee. Davide Sarto. Un polo culturale multidisciplinare stabile, dedicato all'arte contemporanea e in dialogo con le istituzioni e le realtà artistiche della città. È questa la visione che contraddistingue il nuovo corso dell'ex Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, che in passato ha ospitato progetti e premi rivolti alla promozione dell'arte contemporanea e in particolare dei giovani artisti. Adesso il complesso architettonico ha riaperto al pubblico con il nome di Fabbriche e sarà gestito dalla Fondazione Orestia di Gibellina. Un'offerta culturale nel settore delle arti contemporanee nel centro della città di Agrigento, che oltre a poter fruire di questo straordinario, meraviglioso parco archeologico, avrà anche la possibilità di essere attratta qui i visitatori, oltre che i cittadini ovviamente, per vedere i segni della contemporaneità nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, della filosofia. Per l'occasione è stata inaugurata la mostra Trame Mediterranee, che racconta anche il fenomeno epocale delle migrazioni. In questo momento così critico, per le culture bagnate da questo mare, no? E in relazione a quello che sta accadendo, volevamo marcare un po' il nostro senso che ci ha accompagnato fin dall'apertura del museo. Un appuntamento importante, quello delle Fabbriche, che si annuncia uno dei centri nevralgici della programmazione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ci fermiamo ancora, una breve pausa e poi il calcio. E adesso il calcio, questa sera si gioca Messina-Catania. Per i rossazzurri, che non avranno i tifosi al seguito, è certamente una partita importante, al di là della rivalità storica. Il servizio è di Marco Carli. Che sia a livello di ambiente e di tifoseria più sentita da una parte piuttosto che da un'altra, la partita Messina-Catania ha pari importanza invece per quanto riguarda la classifica delle due squadre. Dal lato del Catania i rossazzurri proveranno a riprendersi quello che hanno perso con la Virtus Francavilla, come ha ricordato anche Lucarelli prima della gara. Abbiamo l'esigenza di fare dei punti in trasferta, perché ci può essere che ogni tanto in casa non si riesca a vincere le partite. Quindi sappiamo che per noi i punti che arrivano dalle trasferte possono essere determinanti, quindi sarebbe una buona cosa andare anche se al momento siamo in una perfetta media inglese, però sarebbe bene andare a cercare di riprendere quei 2 punti che per
come dire, un po' per demerito nostro, più che altro non siamo riusciti non concretizzando le tante occasioni, non siamo riusciti a portare a casa nell'ultima partita di campionato. Per quanto riguarda le scelte, l'assenza di Di Carmine si è fatta sentire con i pugliesi. L'attaccante è stato convocato, ma probabilmente non ci sarà spazio per lui dall'inizio. Pronto ancora una volta Dubickas. Qualche novità di formazione però è alle liste anche in vista della partita di Coppa di mercoledì. Beters potrebbe lasciare il posto a Livieri, Castellini a destra per Buà che non è al meglio. A centrocampo pronto una maglia da titolare per Zanellato. Deli dovrebbe agire da sottopunta. Messina Catania sarà come sempre seguita da Telecolor, appuntamento alle 20:15, ampio prepartita, collegamento con lo stadio e a fine gara le interviste con i protagonisti. E adesso le ultime in casa giallorossa nel servizio di Sergio Colosi. Dopo averlo vissuto in tempi non lontani in Serie A, sembra un derby in tono minore e in realtà lo è, ma ha sempre il suo fascino e soprattutto arriva in un momento chiave anche per il Messina, che disperato e in caduta libera con le 5 sconfitte di novembre, ha mostrato segnali di risveglio a Teramo contro il Monterosi. Alla vigilia il derby usato nello spogliatoio è confermarsi, anche se a guardare organici, investimenti e stato di salute non ci sarebbe partita. Valgono però anche le motivazioni, speciali quelle del centrocampista Giulio Frisenna. È una partita sentitissima qui, lo sappiamo, però rispetto alla Coppa Italia ci giochiamo i 3 punti che a noi servono e quindi daremo il 100%, anche di più. A livello personale per me la sento particolarmente perché ho sempre giocato nel Catania, non ho avuto mai quella possibilità di dare qualcosa in più a Catania, quindi la sento di più. Qua mi trovo bene, sento la fiducia della società, della squadra, quindi cercherò di sfruttarla al massimo. Rispetto a Teramo 2 novità nel 4-3-3 di Modica. In difesa con Fumagalli in porta, Manetta e Pacciardi centrali, Ortisi a sinistra e il giovane Salvo a destra, terza scelta nel ruolo, Collie infortunato e Polito squalificato. A centrocampo con Firenze il rientrante Franco e Frisenna. In attacco Plescia, Ragused e Mausso, trio in grado di esaltarsi o di non vedere palla per 90 minuti. Capienza del Francoscoglio a 7.000 posti, prevendita fiacca, il sold out è un miraggio. Vigilia di campionato invece per il Palermo che domani giocherà al Tardini contro la capolista Parma. Il servizio è di Marco Cullà. Non c'è tempo per gli esperimenti. Eugenio Corini ha recuperato diversi giocatori e contro il Parma domani alle 16:15 potrà finalmente schierare la migliore formazione possibile. Il solo Ceccaroni non sarà disponibile per la trasferta del Tardini e al suo posto sarà confermato Marconi al fianco dell'inamovibile Lucioni. Al Palermo servono punti, la classifica inizia ad essere sbilenca rispetto alle ambizioni della vigilia del campionato, ma la sfida del Tardini è tutt'altro che agevole, il peggior cliente per un Palermo che ha perso identità, gioco e vigore. C'è anche una sorta di Ramadan in avanti. Brunori ha dimenticato come si segna. Nelle ultime 5 partite il Palermo ha realizzato solo 3 gol, uno al Brescia, uno alla Ternana e uno al Catanzaro. Ecco perché Corini domani riproporrà il tridente offensivo con Brunori al centro e Insigne e Di Francesco esterni alti. A centrocampo la variazione rispetto alle ultime uscite sarà l'impiego di Stulaz in cabina di regia. In difesa spazio a Mattei e Lund sulle catene di destra e sinistra, mentre al centro, come abbiamo detto, giocheranno Lucioni e Marconi. I ducali sono reduci dalla sconfitta ai calci di rigore contro la Fiorentina in Coppa Italia, una vera e propria beffa dopo una prestazione incredibile e che vedeva gli emiliani in vantaggio di 2 gol fino al minuto 83. Domani al Tardini, con fischio d'inizio alle 16:15, oltre 2000 tifosi rosanero sugli spalti. E con questo è tutto, Sicilia 24 finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19.